però non nella prospettiva della storia, cioè dei contenuti, quanto dell'approccio che abbiamo, che hanno i popoli europei riguardo alla storia. Una cosa che mi frulla in testa da un po' di tempo, un po' un tarlo, cioè il passato che non passa. Oggi Atene, il governo di Atene, il ministro dell'economia greco ha chiesto 278 miliardi alla Germania per danni di guerra. Quindi siamo alla seconda guerra mondiale. Siamo alla seconda guerra mondiale, 70 anni fa, più di 70 anni fa. Quindi, riportato dalla BBC, c'è già stato un rimborso abbastanza cospicuo, 115 milioni di marchi tedeschi nel 1960, quindi la Germania Ovest, quantomeno, aveva già compensato i danni di guerra. Poi ci sono anche tante altre cose che rimandano al passato e che ovviamente hanno delle conseguenze pesanti nel nostro presente. Ad esempio la cittadinanza onoraria Mussolini, se ne è fatto un grandissimo parlare. A Varese il consigliere comunale del PD ha chiesto il ritiro della cittadinanza onoraria Mussolini. Tante altre città, quasi, non dico tutte, ma una grandissima parte delle città italiane avevano dato negli anni del fascismo ovviamente la cittadinanza onoraria Mussolini. Il senso del ritiro di una cittadinanza che ovviamente cessa con la morte, c'è veramente oscuro, però c'è proprio questo passato forte, pesante, che continua a non passare. Cioè, c'è chi chiede i danni di guerra per tentare di risolvere la propria situazione di debito economica dello Stato, e chi per opportunità politica magari vuole ritirare una cittadinanza a una persona che è morta 70 anni fa. Quindi c'è questo continuo incessante ritorno al passato. In questo senso qua, secondo me c'è proprio anche un'analogia con la psicanalisi, perché secondo me gli italiani soprattutto hanno ancora il trauma apertissimo, perché non è stato risolto. Una dittatura come quella fascista è un accadimento che non risolvi facendo una scena come Piazzale Loreto e poi raccontandoci le storie, italiani brava gente, sì, però i tedeschi erano cattivi, ma gli italiani, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto finta di niente, e questo ovviamente ha dato adito agli storici che hanno trovato dei fatti che andavano contro la versione ufficiale, tipo Pansa, no? Di dire, beh, però guardate che non è andata proprio così, e di continuare questa trincea, presidiarla per 70 anni. Ma nei licei ci sono ancora i diatribi tra fascisti e comunisti. Ecco, io dovevo partire delle citazioni, magari. Citi. Prima citi lei. Storia magistra vitae, Cicerone, quindi la storia è maestra di vita. Gli risponde Huxley negli anni 30 dicendo che la storia è maestra di vita ma ha pochi allievi. E poi Orwell: chi controlla il passato controlla il presente, chi controlla il presente controlla il futuro. Io mi chiedo se sia giusto studiare la storia. Certamente è giusto studiare la storia, però bisogna studiarla e poi archiviarla, cioè bisogna in qualche modo superare il proprio passato, bisogna guardare al futuro senza incancrenirsi. E proprio di questo volevo parlare con Romano Bracalini, che abbiamo in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, benvenuto da parte nostra e penso di tutti gli ascoltatori. Allora, volevamo fare una domanda. Oggi la Grecia ha chiesto a Berlino 278 miliardi come danni di guerra per... Sento malissimo, sento molti colpi, sento male. Sente meglio? Sento un po' meglio, pronto? No, abbiamo perso, mi sa. Adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Sì. Nel frattempo, quello che volevo dire, ce l'ho sulla punta della lingua, è che invece la Germania di tutti i paesi europei è quella che i suoi traumi li ha risolti meglio, perché alla fine loro sono stati cattivi nei film per 70 anni, e quindi quella pagina lì loro sanno che hanno fatto delle cose sbagliate, basta. Guarda, secondo me non è proprio così, perché se parli con un tedesco ti accorgerai che le nevrosi ogni volta che parlano del loro passato, sia quello pre-45 sia quello pre-1990, è veramente fortissimo il trauma, ancora oggi in tutte le famiglie tedesche. Forse le nuove generazioni dicono i 14-15 anni cominciano a dire non me ne frega più, perché è stato il bisnonno e non il nonno. È tornato intanto. È tornato. Benvenuto, ci sente meglio? Sì, pronto. Perfetto, se ci sente meglio siamo contenti. Un po' meglio. Perfetto. Allora, volevamo chiederle, oggi
Atene ha chiesto a Berlino, quindi il governo greco al governo tedesco, 278 miliardi di euro come danni di guerra per gli avvenimenti di oltre 70 anni fa. In questo senso c'è sempre questo passato che non passa e continui rimandi a cose veramente che sono passate da moltissimo tempo. È come se alla fine dell'Ottocento si fosse parlato di Napoleone con una certa attualità, quindi noi ci chiediamo, ma va bene studiare la storia, va bene approfondirla anche al massimo, ma non sarebbe giusto a un certo punto archiviare certe faccende, studiarle ma allo stesso tempo archiviarle? Sì, perché oltretutto è un po' difficile stabilire prima l'entità dei danni e poi diciamo la liceità della richiesta. Atene, secondo alcune fonti, ha chiesto 290 miliardi di euro, secondo altre 575 mila. Ora, la Grecia non è nuova a queste richieste, perché alcuni anni fa Papa il Reu fece la stessa richiesta. La Germania disse che aveva risarcito da un punto di vista più morale che materiale i danni che aveva prodotto in Grecia nel 1960. Ora, la questione dei risarcimenti è una questione di lana caprina, perché non c'è il diritto internazionale che possa dare una risposta univoca, perché le leggi cambiano con i tempi e quindi significa che è difficile dopo 70 anni stabilire il tipo di danno subito dalla Grecia, perché potrebbe venire fuori la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, cioè mezza o praticamente tutta Europa a chiedere risarcimenti alla Germania. In realtà i risarcimenti di guerra vengono definiti non dal diritto internazionale molto in ritardo, ma nel contesto del trattato di pace. Durante il trattato di pace, oltre i confini e varie altre cose, penalità, eccetera, vengono anche definiti i risarcimenti di guerra che la potenza che ha perduto la guerra deve alle nazioni danneggiate. L'Italia, per esempio, nella conferenza di pace di Parigi nel 1947, venne condannata a risarcire l'Unione Sovietica, che rivendicava danni di guerra, con la flotta militare italiana, e da quel momento i danni di guerra furono in qualche modo così definiti. Cioè, la Grecia non è la prima volta che fa queste richieste, ha già fatto la richiesta per esempio a Londra per la restituzione delle metope del Partenone di Atene. Ora, il Partenone di Atene, le metope sono costruite dal British Museum, benissimo. Probabilmente la Grecia le avrebbe costruite molto meno bene, però questo non è il principio. Il principio è che non si può rivangare la storia, perché alla fine Sparta potrebbe chiedere a Atene qualche risarcimento, ma è passato un po' di tempo, quindi queste cose non vengono definite dal diritto internazionale che, come dicevo, cambia, ma nel contesto dei rapporti dei trattati di pace che si fanno alla fine di ogni conflitto. Sono passati 70 anni. Certo. La Grecia probabilmente, più che riguardare il passato, guarda il presente. La richiesta del risarcimento alla Germania è una sorta di ripicca, è una sorta di vendetta per le questioni che riguardano l'oggi e non il passato. E quindi, in quanto tale, probabilmente, come dicono molte fonti, e come sono, credo, d'accordo anch'io, probabilmente la richiesta cadrà nel vuoto più assoluto.
Certo, ma quindi il trattato di pace è una sorta di tombino di ghisa pesantissimo che dovrebbe... Sento male, scusi. Dovrebbe essere una sorta di tombino che chiude tutte le faccende di guerra del passato. Insomma, i trattati di pace dovrebbero essere delle linee che chiudono delle epoche. Mi scuso, ma sento male perché sento le colpe. Problema tecnico. Vediamo se lo risolviamo questo problema tecnico. Abbiamo ancora qualche minuto, vediamo se insomma possiamo concludere questa riflessione con Bracalini, una riflessione che meriterebbe anche più tempo, perché se ci pensi sì. La cosa che fa shock dell'ISIS è che quando raggiunge un sito archeologico lo distrugge. Perché per loro non c'è il concetto. Sono futuristi in questo. Non c'è il concetto di passato, cioè quella cosa lì è sbagliata, lo era e lo sarà per sempre perché hanno questo tipo di un'iconoclastia che era presente anche nella nostra latitudine molto tempo prima, ecco, però da nessuna parte, neanche nel più abietto del pensiero occidentale, verrebbe l'idea di distruggere, che ne so, le moschee. Ad esempio i fasci sono stati distrutti, tutti gli edifici che avevano qualcosa che somigliava a un fascio venivano abbattuti, tanti palazzi di architettura razionalista sono stati in qualche modo mutilati. Per non parlare delle statue. Quindi senza dubbio c'è stata un'operazione di... E a questo proposito qua delle statue poi, no? E mi ricordo che Gianfranco Funari diceva che la statua del dittatore non va abbattuta, va tenuta, anzi se sono di più va collezionata, così quando passi ti ricordi lo stronzo che hai capito, mentre se fai l'oblio invece dai modo di dare fascino a una cosa che diventa proibita, e quindi c'è tutto quel fascino che conosciamo bene, tutte quelle statuette ciò esatto, che in qualche modo è proibito, e quindi Vienna ci sono ritratti di Francesco Giuseppe e statuette di Francesco Giuseppe praticamente ovunque, anche nelle discoteche. Tant'è vero che nessuno gli viene in mente però di restaurare l'impero austro-ungarico, proprio perché è una cosa che è stata assorbita. Per carità, c'è anche gente, esatto, per carità, austriacanti, ci sono anche gli austriacanti che salutiamo, fanno parte del nostro pubblico e noi li salutiamo con amore. Allora, noi stiamo andando verso the conclusion, perché mi sa che non riusciamo più a sistemare i problemi tecnici prima della fine della trasmissione. Inspiegabili problemi tecnici. Vabbè, ogni tanto accadono, sì, okay, ce l'abbiamo, vedi che ho gufato. Però c'è tempo per un saluto. Sì, esatto, purtroppo un'ottima riflessione, ma purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, almeno oggi. Pronto? Tutto romano? Non abbiamo speranza, oggi proprio, va bene, chiedo al regista di salutarlo. Sì, ecco. Non riesco a sentire, mi spiace. Niente, va bene, la salutiamo, spiace, e se il regista riesce a parlarci, che almeno lo saluti lui. Insomma, come sapete, il bello della diretta, noi cerchiamo di portarvi anche voci, insomma, che non è facile portare per problemi tecnici. A questo proposito, per migliorarli, c'è sempre quel conto corrente di prima che 37, è il caso di dare. 67 12 94, prendi la penna, alzati dal divano, corri verso un tavolo, prendi la penna e scrivi 37 67 12 94, conto corrente postale intestato a Radio Padania, via Belledo 41, Milano. Ecco, così non avremo mai più problemi tecnici. Io dico al regista sì, che oramai è inutile che continuiamo questo collegamento, perché abbiamo giusto un minuto, che era il tempo per ricordare il conto corrente postale, per ringraziare Marco Bordonaro, pescatore di uomini, che oggi ci ha portato Romano Bracalini su questo tema. Lo ringraziamo soprattutto ma non ci può sentire. Lo ringraziamo comunque in contumacia, perché è ovvio che è stato un contributo molto importante. E per dirvi che sul sito chiedoasilo.org trovate tutti i gazebo del sabato e della domenica, in cui sarete chiamati a rinunziare alla vostra cittadinanza per chiedere asilo politico e sistemarvi anche voi in un grazioso bed and breakfast a spese dello Stato. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi?